che la tua vita è andata così. Eh. È proprio una cosa da film. Comunque, di quello che io rammento qui, io sono nata qui, giù in fondo di fronte all'asilo, il mese del 1944. E rammento che le casette erano tutte basse, erano state costruite nel 1937, che i miei genitori si sono sposati e papà era un reduce di guerra e era andato alla casa e sono venuti a abitare qui. E su una casa che proprio era in questa via qua, che era sulla destra lì, c'era una lapide e sopra su questa lapide era scritto che le case erano state date, era un lascito del cavaliere Antonio Caccia e aveva dato il terreno perché fossero costruite queste case. Poi dunque io avevo 9 anni quando Don De Roy ha detto alle donne facciamo sulle case. Hanno nella piazzetta che adesso non esiste più perché l'hanno buttata giù, hanno iniziato a fare le case e hanno buttato giù la prima casa. La gente è andata a abitare nelle scuole che erano sulla piazza lì e con i residui dei mattoni e cose recuperate hanno fatto sulle case, primo e secondo piano. Poi da lì ne hanno fatto su un'altra e il quartiere era, diciamo, vivibile, eravamo sempre noi, eravamo che si poteva andare a dormire con le porte aperte, eravamo i figli di tutti e tutti erano genitori con noi. Quindi si sta parlando di un'altra era, era un'altra vita, era quell'armonia, quella che si poteva vivere e di stare bene. Dopo a forza di... la gente è andata avanti, è incominciato, sono venuti gli anni migliori, verso gli anni 50 si è potuto, è venuto un po' di economia e siamo sempre andati avanti a poter avere di avere un qualcosa di diverso. Chi poteva è andato a scuola, è andato avanti, chi ha dovuto andare a lavorare per aiutare la famiglia, ma comunque siamo sempre vissuti con dignità. Finché ognuno di noi poi ha fatto la sua strada, abbiamo fatto la nostra vita. Io sono l'unica che sono rimasta di tutta la mia famiglia, di figli, sono rimasta a vivere qua. E mi trovate ancora qua a 77 anni, quindi ho vissuto una vita, mi troverei come se mi portassero via un pezzo di cuore, se mi portano via di qua. Inutile dirlo, se non c'è il Signore che mi ha protetto sempre, io ero già morta sotto ponte. Io mi chiamo Dubravka Harambasic e sono di origine della Croazia, da Zagabria. Di là ho fatto tutti i miei studi, compreso università di pianoforte. Arrivo da una famiglia, mia mamma era professoressa del liceo, mio papà era medico, avevo una vita abbastanza adagiata. A un certo punto verso 27 anni mi sono sposata con una persona italiana,
sono venuta in Italia, qui è nato anche mio figlio e purtroppo all'epoca almeno mi dicevano per 10 anni nel provveditorato che equipolenza della mia laurea non è valida in quanto qui non esisteva la laurea ma solo 10 anni di conservatorio, mentre noi in Croazia abbiamo 10 anni di conservatorio più 4 anni di università. A un certo punto della vita, perché sappiamo tutti che vita è imprevedibile, mi sono trovata di aver bisogno casa popolare per me e per mio figlio. Mi sono messa in lista, ho fatto la domanda e ho aspettato anche abbastanza a lungo. In frattempo eravamo in un affitto normale e dopo 8 anni è arrivata anche casa popolare di Ater, azienda territoriale. Io sono Serena Zanutta, ho 44 anni, sono nata a Udine e ho sempre vissuto a Udine e diciamo che ho vissuto qui vicino in zona assieme ai miei genitori e io sono maestra di scuola dell'infanzia, nello specifico insegnante di sostegno, quindi faccio un lavoro che mi prende la maggior parte del tempo e che mi impegna molto sia a scuola che a casa. La fortuna è stata quella di poter usufruire di una casa popolare nel momento in cui l'ho richiesto e questo è stato veramente un grande dono perché io ero da sola con mio figlio e necessitavo proprio di una casa e anche in modo abbastanza immediato. Sono Giuseppe Vacchiano, venuto ad abitare al Villaggio del Sole, intervento IACP o Ater attualmente, allora era Istituto Case Popolari, agli inizi e sono stato abitante della prima palazzina resa abitabile qui in via Valmeduna. Quindi siamo testimoni dall'inizio di questo vivere in questa parte di città chiamata Villaggio del Sole. L'impegno mio in questa parte di città è stato un impegno che è molto sentito, provenienti da Buia, dove io sono nato. Siamo arrivati nel 1959, alla fine nel settembre del 59. Per cui ci siamo trovati e mi sono trovato ad essere qui, a vivere in città, a vivere in un contesto completamente diverso del vivere con cui mi sono formato. È stata un'immersione subito da bimbo in un contesto completamente nuovo, che nel 1960 c'erano i muri, c'erano forse sì l'energia elettrica adeguata alla nuova tipologia di abitazioni, ma l'habitat comunitario, l'habitat diciamo così sociale, l'habitat era tutto da inventare, tutto da costruire, tutto da conquistare. Mio padre è venuto qua in Italia nel 93 e ha vissuto, per prima è andato a Napoli, comunque ha vissuto nei dintorni, ha lavorato nei campi e poi verso gli anni 2000 si diceva che qua in Friuli c'era molto lavoro, infatti molti che abitavano a Napoli con lui tuttora abitano qua a Udine e sono venuti tutti insieme qua a Udine e poi mia madre per l'appunto nel 2000 penso, comunque 2001 si sono conosciuti, poi nel 2002 più o meno si sono sposati e l'ha portata, è venuta qua in Italia e hanno vissuto a Udine, poi io nel 2003 sono nata a Udine e frequentato l'asilo eccetera e poi c'è un'altra mia sorella nel 2006
e poi mio fratello 2009, siamo in 3. E sì, hanno avuto all'inizio un po' di difficoltà ad ambientarsi, però poi alla fine più o meno sono riusciti a integrarsi qua. Anche se un po' mio padre, anche se vive diciamo da quasi 30 anni, si ha un po' di difficoltà linguistica perché ha imparato lui l'italiano, quello del sud, e quello parlato più che altro. Quindi tuttora mi fa delle domande, perché comunque visto che noi abbiamo studiato qua fin dalla nascita sappiamo molte cose più di lui, e anche lo stesso vale per mia mamma. Anche se mia mamma delle volte è più facilitata perché sa molto bene il francese. Io abbastanza bene, l'anno scorso come media ho avuto 8.4, cioè cerco sempre di studiare al massimo e dare il meglio, anche perché i miei genitori sono venuti qua proprio per darmi un'istruzione migliore e quindi da una parte mi impegno anche per ringraziarli per loro. E anche i miei fratelli abbastanza, anche mia sorella si trova abbastanza bene, fa la seconda per cotto. E invece lui seconda Ellero, anche lui si trova abbastanza bene. Allora, mi chiamo Luca Herremans, vivo a Udine, questa casa qua dietro, e frequento la scuola Liceo Marinelli, lo scientifico a Udine, in via Leonardo da Vinci, e pratico il calcio nella squadra Deportivo Junior e faccio anche, frequento delle lezioni di musica al Citafiera, di canto e di produzione musicale e niente. Come musica ascolto un po' di tutto, ascolto dal rap insomma tutto l'hip hop e anche un po' il pop, il rock, un po' di tutto, forse un po' di meno diciamo i generi tipo il soul, il jazz, quei generi un po' che vanno un po' di meno, li ascolto un po' di meno, però anche quelli cerco di ascoltarli un po' per farmi una cultura, diciamo. Ok, allora, qui nelle vicinanze ho molti amici, la maggior parte li ho conosciuti a calcio o da piccolo all'oratorio della chiesa qua vicino. E mentre a scuola ho altre amicizie, ma comunque della stessa importanza. Allora, il lockdown è stato un po' parecchio duro per una persona come me che è molto estroversa, nel senso che di carattere sono uno che ha proprio bisogno di stare con gli altri, tant'è che c'è stato un periodo in cui sono stato talmente tanto in camera che dopo proprio non riuscivo più a stare nella mia camera proprio. Mentre adesso sto un po' riprendendo a imparare a stare con me stesso e sto superando queste difficoltà di stare con me stesso che ho avuto dopo il lockdown e speriamo che vada meglio, diciamo. È difficile, molto difficile, soprattutto la prima quarantena, che ci trovavamo tutti con il computer, uno in una camera, l'altro anche perché abbiamo solo 2 camere, quindi uno stava qui nel salotto col PC, l'altro nella camera, in una camera e l'altro nell'altra, quindi era un po' difficile stare tutti insieme tutto il tempo. E sì, infatti era un po' difficile. La verità nella mia classe, ho compagni di classe con cui io delle volte parlo, però non al di fuori, cioè solo all'interno della scuola, poi fuori ci sentiamo magari per i compiti via WhatsApp, ma per altro niente. E invece come amiche io le stesse di mia sorella ho 2 o 3 con cui spesso esco e basta. In realtà, infatti da questo lato degli amici, cioè un po' io sono chiusa perché non esco tanto, sto sempre a studiare e anche per il Covid che ci ha condizionato molto per 2 anni siamo usciti, infatti alcune amicizie l'ho perse anche per quello.
Il periodo del lockdown non è stato particolarmente positivo, come forse per la maggior parte delle persone. Sì, il vivere all'interno della casa è sempre stato molto positivo anche durante quel periodo, però ne abbiamo risentito perché comunque gli spazi, stando sempre in casa, sembravano veramente ridotti. Sembrava tutto molto più piccolo, tutto molto più ristretto, quindi il doversi muovere sempre, ora dopo ora, all'interno degli stessi spazi è stato veramente difficile. Sono Chiara Germano e mi trovo presso una residenza Ater a seguito di un trasferimento che si è svolto intorno all'inizio del 2012 a causa di una necessità abitativa derivata dalla separazione dei miei genitori. Precedentemente vivevamo appunto nella casa di famiglia paterna a Sant'Osvaldo, quindi in una zona limitrofa a quella in cui ci troviamo adesso, e siamo venuti a conoscenza appunto di questi bandi di edilizia popolare grazie alla conoscenza del territorio. E mia madre ha fatto domanda e successivamente un paio d'anni dopo hanno costruito queste 2 palazzine e abbiamo avuto la possibilità di entrare a far parte, e successivamente abbiamo scelto anche la tipologia di appartamento nel quale entrarvi a vivere. E per quanto riguarda l'esperienza dell'entrare a vivere in una casa popolare, devo dire che non ci sono state grosse problematiche e non ci sono tuttora dopo quasi 9 anni di vissuto, in quanto non abbiamo sentito né io né mia mamma una differenza tra un'abitazione che potesse essere privata rispetto a un'abitazione pubblica, anche perché per esperienza personale ho vissuto anche in una palazzina privata e devo dire che delle situazioni particolari o di difficoltà le ho vissute in entrambi i casi, quindi le persone sono diverse e le esigenze sono diverse, quindi trovarsi a vivere insieme significa anche mediare, e questa mediazione va fatta in entrambe le realtà, che siano pubbliche o private. Le difficoltà in alcuni casi ci sono, però ci sono anche molti aspetti positivi del vivere in condominio, perché c'è una collaborazione in alcune situazioni che rispetto a un'abitazione isolata o individuale o monofamiliare non può esserci. E... Allora, noi come condomini, come Scale, abbiamo esattamente gli stessi problemi che ha qualsiasi altro condominio a Udine, in senso che siamo multietnici, multinazionali, appartamenti sono assegnati a tanti stranieri praticamente di tutto il mondo o quasi. E la difficoltà che vedo, che fanno anche tutti, che c'è poca integrazione. Noi comunichiamo troppo poco anche fra di noi che siamo in una stessa scala, non parliamo delle altre scale o altri condomini. Quello che posso dire è che quartiere San Osvaldo, per esempio, è servito a tanti servizi, tanti parco giochi per bambini, asilo, scuola, farmacia, posta, ha tutti i servizi che abbiamo bisogno, perciò siamo ben serviti su questo punto di vista. Qualcuno come me, per esempio, collabora con la parrocchia di Don Ezio e cerchiamo anche qui di dare la mano a persone che hanno bisogno di qualsiasi genere. Per esempio, questo è un caso purtroppo isolato e unico. In un momento della vita una persona nostra vicina si è trovato con 2 bambini
e impossibilità di pagare in affitto, e noi come Scala ognuno ha dato il suo contributo, parrocchia compresa, e l'abbiamo aiutato a saldare il debito, e lei non ha perso la casa. Questo è un esempio, per esempio, di collaborazione, di un'umanità, la persona verso persona. Però quello si può fare se persone sono aperte. Qui purtroppo le persone la maggioranza delle persone è tutta chiusa nel suo orticello, ha la sua casa, chiude la porta e non comunica neanche con vicino di fronte o sotto o piano di sopra. E questo penso che è il nostro handicap, che se siamo tutti più collegati, più non dico amici, ma più, come dire, collaboriamo insieme, penso che anche vita sarebbe più facile, perché unità vuol dire forza, perciò possiamo vivere tutti meglio se siamo più collegati e più uniti. Quello che, parlando anche con altri miei vicini, abbiamo forse bisogno e chiediamo ATER che il regolamento dovrebbe essere più rigoroso e più severo, il regolamento nell'affitto e regole condominiali. Quello sì, perché così noi possiamo dare una mano all'azienda e l'azienda può dare una mano a noi. Perché purtroppo, come in qualsiasi altro condominio in città, trovi sempre qualcuno che non rispetta le regole o fa come gli pare e piace, perché magari così si fa nel suo paese o dove è arrivato o come il suo passato. Insomma, noi siamo tutti diversi, perciò ci vuole un regolamento condominiale severo, preciso, chiaro, rigoroso, che così possiamo almeno con questo contare che tutti ci comportiamo bene, tutti siamo civili, tutti ci salutiamo. Insomma, ci vuole insomma quello che ci vogliono anche tutti gli altri condomini a Udine. Ma siamo sempre stati l'un per l'altro, siamo sempre stati uniti. C'era un qualcosa, c'è rimasto dentro questo nel quartiere di essere, anche se siamo, che non ci si trova più sulla strada oppure sui gradini di casa come quando era una volta che non c'era la TV, non c'era niente, però ci si saluta, se c'è qualcuno che manca si dice è mancata quella persona, si fa la presenza, ma dispiace, è un filo che ci lega ancora, è un filo che ci lega. Non è che siamo prevenuti verso gli altri, però sì, è venuta altra gente, altre persone con altri vissuti, altre cose, fa parte della loro vita, della loro cultura o quello che è, si rispetta e si va. Quindi sono sposata a Svizzera, lavoravo in Svizzera. Ho conosciuto lui e sono sposata in Svizzera e sono andata con lui a Manzinello, un paese fra Percotto e Manzano. Ecco, la sua origine è di lì, è stato un po' di anni laggiù che era in contadini, mi è piaciuto molto, che non era contadino ma mi è piaciuto veramente tanto. Tutto, le campe, le bestie, tutto. Io ho sempre avuto la mania che a casa nostra non avevi le bestie. Niente, dopo siamo venuti a Udine perché hanno prima al Cormor laggiù, una casa vecchia, e dopo hanno cominciato a fare quelle case e lui si è fatto la domanda che lavorava già in tribunale, perché lui lavora in tribunale, lavorava, prima faceva il camionista. Hanno detto quelle case qui vengono comparate con un tipo mutuo, ti paga poco alla volta,
E noi abbiamo detto, Dio, abbiamo 3 figli, altro che compriamo, perché la casa, altre case no, siamo arrivati a comprare, però questo col mutuo e col poco alla volta si paga. Era un bel appartamento grande, molto bello, perché e sono belle quelle che sono 3 camere, 2 bagni, 3 terrazze, una grande e 2 piccole, una sala enorme. Faccia conto, quella sala lì, fino della mia camera lì, sala di pranzo e salotto bellissimo. Una bella cucina abitabile con un tavolo, con la banca, insomma, bella. E un ripostiglio sulle scale, in camera, belle di legno. E abbiamo fatto un po' di modifica, abbiamo fatto le porte, insomma, abbiamo fatto un po' di cose perché, insomma, per nostro coso, perché abbiamo detto che lo compriamo. È venuto fuori quel terreno e un lascito, un certo lascito Tullio. E nessuno ha detto che non potevamo comprare. Ben, pazienza, paghiamo l'affitto, facciamo un po' di modifica per noi, e resti lo stesso. No? Buon. Come è venuto fuori quello? Allora dopo lui si è ammalato, non può fare più le scale, abbiamo dovuto decidere di fare il cambio, perché qua è un'altra famiglia con i figli che abbiamo dato al nostro appartamento e noi siamo venuti qui. Quando finalmente mi hanno dato 1000 domande che avevo fatto, finalmente sono arrivata, che mi hanno dato la casa popolare, mi avevano dato a San Rocco l'appartamento. Io sapevo che nell'appartamento dove vivo abitavano 2 anziani ai quali io andavo un giorno sì, un giorno no, alla moglie a fare la glicemia. C'erano Giovanni e Antonietta si chiamavano. E ogni volta che lei o cadeva o aveva qualche problema mi telefonava e allora io andavo lì, cosa c'è, cosa non c'è. Quando sono purtroppo deceduti, si è liberato l'appartamento e io ho detto all'Alter, ma invece di darmi l'appartamento a San Rocco, datemi quello lì, che io così sono, perché eravamo praticamente di fronte come appartamenti, così io sono vicina a loro, che già lui cominciava ad avere i suoi problemi. Hanno detto di sì, per me è stato l'ideale, perché ero vicina, li avevo sempre sott'occhio, conoscevo tutti, mia figlia è cresciuta qui, ha fatto le scuole qua, è sempre stata qui. Qua non ti dà la sensazione di essere in un condominio, anche se di fatto lo sei, perché sono 4 appartamenti, no? E sono 4, però ti dà la sensazione di essere come in una villa schiera, no? Di non essere proprio un condominio. Ti dà questo perché non so come, perché sono casette, non so come spiegare, sono cose. Io che ho vissuto in un condominio è diverso vivere qua che vivere in un condominio dove ci sono più piani, dove ci sono più appartamenti. Qua siamo nei 4, sono piccoli nuclei, no? Dove tu conosci quello che abita sotto, quello che abita sopra, quello che ti abita a fianco. Nel momento in cui sono entrata nella mia nuova casa, sicuramente c'è stato emotivamente un impatto molto forte. Dal punto di vista, diciamo, il punto di debolezza è stato il fatto che ho dovuto comunque lasciare un nucleo familiare a cui ero molto legata e che comunque stavo ancora vivendo da mamma. Dall'altro punto di vista però c'era il punto di forza che finalmente avrei potuto vivere il mio ruolo di mamma appieno con mio figlio e quindi emotivamente è stato un impatto positivo per questo motivo. Mi chiamo Busha, ho 44 anni, vengo dal Marocco. Ho sempre lavorato praticamente, per ora vivo con la mamma, con papà e con 2 bambini, i miei figli. Cioè non mi sento spaesata, magari
forse i primi anni, ma primo anno diciamo, ma dopo mi sono abituata, sto bene. Cioè per me è secondo il mio paese, mi sono veramente integrata bene sia con la gente sia con la cultura, mi trovo veramente bene. Sì, ho fatto la terza media perché non ho avuto la possibilità di farla al mio paese e ho visto che veramente sarebbe importante di avere un titolo di studio e anche per cercare un lavoro, per migliorare cioè anche per sapere di più, ecco, per essere utile, cioè, praticamente la cosa che mi ha lasciato pensare di fare la terza media perché ho trovato anche difficoltà per aiutare i miei figli a scuola quando hanno bisogno di fare i compiti. Tante volte non riuscivo a capire, mi sentivo veramente un po' male perché non riuscivo a dargli una mano, una spiegazione. E questa è stata una bella cosa che mi ha spinto a fare questo salto, ecco.